Ed ora spazio alla musica, al vino, al territorio, alla qualità del Friuli Venezia Giulia. Ieri è partito Jazz and Wine of Peace, il festival che da Cormons si allarga tutto il coglio italiano e sloveno e alla regione, proponendo musica ed enogastronomia davvero di alto livello. Ne parliamo con Paola Martini, che è presidente del Circolo Culturale Controtempo, che organizza la manifestazione. Quest'anno taglia al traguardo delle 19 edizioni. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ieri il via con l'anteprima a Villa Manin, concerto del Francesco Berzatti Tinissima Quartet, di cui vedremo qualche estratto, a seguire poi la degustazione di vini dell'Enoteca di Cormons, il primo passo insomma di un'edizione che proseguirà fino a domenica in teatri, aziende agricole, poi ville ed enoteche. Qual è la filosofia che vi guida? Che guida la filosofia già da 19 anni è proprio la volontà di portare il pubblico a toccare il territorio, il nostro bellissimo territorio del Friuli Venezia Giulia, ancora tutto da conoscere, che ha un sacco di angoli ancora misteriosi e da scoprire. È un format che credo abbia una grande opportunità per il nostro territorio perché permette al pubblico di avere un contatto diretto anche col vignaiolo. Questo dà sicuramente al pubblico la possibilità di vivere un'esperienza vera, un'esperienza a contatto anche con le tipicità del nostro territorio. Stiamo vedendo immagini del concerto di ieri a Villa Manin, già moltissime persone, parleremo anche di questo grande successo di pubblico. Non ci sono però solo musica e vino, vi state allargando, ci sono anche altre forme d'arte in questa rassegna, il cinema, la fotografia. Che cosa avete aggiunto quest'anno? Da quest'anno abbiamo aggiunto tutta una serie di eventi che comunque hanno un loro collegamento con la musica. Per i più sportivi potranno andare alle cantine in bicicletta, tempo permettendo, ma non solo, ci sarà un contatto con la storia in collaborazione con Estoria. A noi piace molto fare sinergie, coinvolgere il territorio. Ci sarà dal Quarin a Villa Locatelli una guida che spiegherà un po' la storia di questo percorso, cosa è passato per quel terreno, per quell'angolo di Friuli Venezia Giulia. Poi ci sarà una cosa importantissima, abbiamo un premio in palio per 5 giovani videomaker, dovranno produrci un cortometraggio. Su questo cortometraggio abbiamo chiesto di raccontarci in pochi minuti qual è il tempo di un cortometraggio, l'anima del festival, poi quello che rappresenterà di più l'unione tra la musica, tra la fatica del musicista e la fatica della terra, perché si parla di fatica sulla terra nelle vigne, e vincerà una borsa di studio di 1.500 euro messa a disposizione da noi. Tutta la settimana Jazz and Wine, come si compone il pubblico di questa rassegna? Il pubblico quest'anno è in aumento. Abbiamo tantissime richieste di abbonamenti e questo è molto positivo perché un abbonamento dura 5 giorni di presenza in Friuli. Ciò sta a significare che pernotteranno per 4-5 notti, quindi è tutto esaurito nei vari bed and breakfast ma anche nei vari alberghi. Mi dicono che le prenotazioni ormai sono a 20 km, 15-20 km dal cuore della rassegna che rimane Cormons. E questo porta tantissimo pubblico dall'Austria, dalla Germania, ma anche dalla vicina Slovenia, dalla Croazia e non solo. Abbiamo dalla Norvegia delle prenotazioni, dalla Toscana, dal Trentino, dal vicino Veneto. Insomma, niente male. E così abbiamo parlato anche dell'indotto che genera questo festival. Ecco, visto che ci sono molti appuntamenti già esauriti, diciamo pensando già alla prossima stagione, che poi è la numero 20, come pensate di affrontarla? Cioè, può crescere ancora questo festival? In che direzione può crescere? Che cosa avete in mente? È giusta la sua domanda. Noi abbiamo sempre creduto in questo format perché pensiamo che questo format sia una grande opportunità per il territorio e noi per poterlo sviluppare ulteriormente dobbiamo sicuramente coinvolgere ancora più cantine. Creare un concerto, organizzare un concerto è una cosa molto complessa, richiede tante energie in campo. Abbiamo un bel progetto in programma che è sicuramente creare una rete nazionale di Jazz and Wine, dove parte proprio dal nostro Friuli questa cordata. Portare questo format in altre regioni, vocate
come il Friuli Venezia Giulia ha grandi vini, per creare un percorso nazionale, in modo che il turista appassionato di musica jazz, non perdiamo la centralità, grande musica jazz di livello internazionale, può, recandosi in varie regioni d'Italia, trovare dei jazz and Una wine. sorta di circuito, insomma. Sì. In 10 secondi ci segnala un appuntamento di questa settimana che lei non perderebbe? Beh, io non perderei sicuramente Gonzalo Rubalcaba, non perderei Jan Garbarek, ma non perderei Vincent Periali, ma non perderei Dave Holland, nessuno. Grazie a Paola Martini per essere stata Grazie con a noi, voi. ora vi ricordo gli appuntamenti con Jazz and Wine of Peace.